Come può la grande distribuzione raccontare e spiegare la sostenibilità al consumatore? Allora, certamente è un tema complesso, però la distribuzione ha il privilegio di avere il contatto diretto con il cliente finale. Oggi il punto vendita è un elemento di comunicazione molto forte, quindi attraverso il punto vendita, attraverso i prodotti che noi mettiamo in vendita, il packaging, i volantini, i vari media che utilizziamo, siamo sicuramente un attore che può influenzare questa necessità di fare cultura su questo tema, questo sicuramente. Il consumatore è davvero disposto a pagare un po' di più per la sostenibilità? Io credo di sì, credo che ci sia la consapevolezza che questi temi dell'ambiente, della socialità, sono temi che toccano tutti direttamente e chi ha dei figli poi penso che pensi al futuro con una sensibilità su questo tema forte e quindi credo che i tempi siano maturi, se ne parla tanto e forse in modo poco preciso, ecco questo magari è un argomento che va affrontato con più numeri, in modo più scientifico, ma il consumatore è pronto e si tratta solo come al solito di fargli capire che dietro quel prodotto c'è un valore che va pagato.